Buon pomeriggio a tutti. Che bellezza vedere un sacco di ragazzi e di ragazze, bravi, siamo contenti di avervi qui, benvenuti all'Ateneo Veneto. Innanzitutto buon 8 marzo a tutti e a tutte. Anche se siamo al 9 non importa, le celebrazioni che riguardano la condizione della donna, non la festa della donna, sono tutto l'anno e quindi noi le festeggiamo anche il giorno dopo. Abbiamo voluto ricordare gli 80 anni, l'anniversario degli 80 anni, dal momento in cui le donne hanno potuto votare. Lo capite già dal titolo, perché è stata una conquista di cittadinanza. Una persona non è un cittadino totalmente se non può esercitare il diritto di voto, che è una delle prerogative fondamentali, cioè scegliersi i propri rappresentanti. E per questo il nostro titolo è indicato Conquistare la cittadinanza col punto esclamativo. Infatti, 80 anni fa, nel 1946, le donne italiane per la prima volta hanno potuto votare alle amministrative prima e al referendum, ricorderete, del 2 giugno, sulla scelta tra Repubblica e monarchia, in base ad un decreto che era stato emanato quando ancora la guerra era in corso. È stata una conquista storica, ma come tutte le conquiste è stata preceduta da una lunga, lunga marcia di avvicinamento e, come dire, dalla lotta di molte donne e anche di molti uomini, alcune evidenti competizioni, molto spesso rimaste inascoltate, altre silenziose, ma tutte hanno contribuito ad arrivare a questo risultato, anche con la grande presenza delle donne nella resistenza. E tra l'altro il Veneto ha avuto un ruolo fondamentale. Ci sarà poi un documento letto da Alessandra Schiavon, che era stata proprio una petizione che era stata fatta al re dalle donne veneziane. Perché ricordare? Allora guardate, fare memoria di quello che è accaduto nel passato è sempre importante, di quello che è accaduto di buono e anche di quello che è accaduto di non buono, perché noi siamo il prodotto di quella storia lì. Ma nei casi dei diritti delle donne aggiungo un'altra cosa, che è importante ricordare, e ricordare quanta fatica c'è stata prima di arrivare al riconoscimento di questo diritto, perché alcuni diritti fondamentali, non solo quello, diciamo, di voto delle donne, anche altri, ma oggi parliamo di questo, come si conquistano e si conquistano con tanta fatica, con molta più facilità si perdono. Quindi attenzione, tutti i nostri diritti fondamentali, quelli che riconosce la nostra Repubblica, il nostro Stato democratico, teniamoceli stretti. E appena qualcuno osa, come dire, anche solo metterli in pericolo, non dico toglierli, la nostra cittadinanza, il nostro essere cittadini deve attivarsi. Abbiamo degli esempi nel mondo, pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'Iran, cioè donne che avevano conquistato dei diritti e che poi con un cambio di regime improvvisamente si ritrovano a terra. Quindi teniamoceli stretti, abbiamo consapevolezza e abbiamo riconoscenza anche a chi nella storia del nostro paese ce li ha fatti conquistare. Finisco il sermone e lascio, prima anzi scusate di lasciare la parola ai relatori, voglio ringraziare
tutte le scuole che sono presenti, Foscarini, Marco Polo, Stefanini, Benedetti Tommaseo, quindi gli studenti e le studentesse che sono presenti, ma anche ovviamente i professori, la professoressa Elena Noveillet, la professoressa Antonella Trevisiol, la professoressa Elisabetta Xausa e la professoressa Antonella Giuliani. Spero di averle dette tutte, se ne manca qualcuno dopo me lo farete presenti, perché sono stati tutti molto presenti nell'organizzazione di questo incontro. E un ringraziamento particolare a Nadia Filippini e ad Alessandra Schiavon, che sono state le animatrici e le organizzatrici di questo convegno. Bene, iniziamo con ecco, voi oggi ripercorrerete un po' la storia di questa lotta, perché partiamo molto indietro con il tempo e poi vedrete come mano a mano, come stile la storia si dipana. Allora, cominciamo con Nadia Maria Filippini, storica, già docente di storia delle donne a Ca' Foscari. Il titolo della sua relazione: Tra differenza e uguaglianza, alle radici della rivendicazione suffragista, 1797-1866. Ogni relazione verrà seguita o intervallata da letture di documenti storici che faranno i nostri studenti e le nostre studentesse, con una piccola sorpresa finale che non vi dico. Prego, Nadia. Grazie Antonella e buongiorno a tutti e a tutte, e diamo inizio a questa carrellata storica che spesso non si trova, almeno così raccontata, nei libri di storia. Questa carrellata che parte molto indietro nella storia rispetto a quanto comunemente si intende. Di solito, come dire, la conquista la rivendicazione da parte delle donne dei diritti politici e anche la conquista dei diritti politici vengono tutte e due, come dire, coniugate con la resistenza. La resistenza ha rappresentato una tappa fondamentale, come ci racconterà poi Maria Teresa Sega, ma la rivendicazione dei diritti comincia molti decenni prima. E comincia, attenzione, proprio in quello che è il momento fondativo delle democrazie moderne, cioè la Rivoluzione francese, quel momento che pone, diciamo, proprio i cardini, i principi fondamentali delle moderne costituzioni. Perché? Perché afferma ovviamente con la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen questi principi che oggi per noi sono principi elementari, che diamo per scontati, ma che allora erano veramente rivoluzionari nel senso più proprio del termine, cioè principi elaborati dall'illuminismo, anche da una più lunga tradizione di giusnaturalismo. Che cosa dicevano? Dicevano appunto che gli uomini sono liberi e uguali, che la sovranità appartiene al popolo e non al sovrano per diritto divino, pensate un po', che le leggi sono espressione della volontà popolare o espresse in modo diretto attraverso, una volta li chiamavano plebisciti o oggi chiamiamo referendum, o attraverso i rappresentanti del popolo, insomma questi che sono proprio i cardini della moderna democrazia, no? Ecco, occorre risalire a quel momento per parlare di rivendicazione dei diritti da parte delle donne. E perché è importante sottolineare questo? Per almeno due ragioni. La prima è quella che diceva prima Antonella, cioè che per far mostrare quanto è lungo il percorso di rivendicazione, la lotta delle donne per l'acquisizione di pieni diritti politici e civili, entrambi. Ma la seconda è quella più importante per far capire come dire, l'esclusione delle donne dal piano della cittadinanza politica ha una radice profonda e ha una radice appunto che si coniuga addirittura con la nascita delle democrazie rappresentative. Insomma, sostanzialmente il liberalismo nasce con questo peccato originale, e correggere un peccato originale
che esclude le donne appunto dal voto, escluse le donne dai diritti, è difficile poi appunto da rimuovere questo peccato originale. Anche perché, tanto più perché questa esclusione non era dichiarata ovviamente nella Déclaration des droits de l'homme du citoyen, ma era data per sottintesa, e vedremo meglio perché. Cioè non era affatto espressa. Semplicemente la donna era un soggetto imprevisto. Ecco, e questo un po' anche, diciamo, è sottinteso in questo inghippo linguistico, perché quando noi parliamo di diritti, gli uomini nascono liberi e rimangono liberi e uguali nei diritti, voi sapete che il plurale maschile può essere un plurale neutro, inclusivo dei generi, o un plurale, voglio dire, esclusivo. In questo caso era un plurale esclusivo, ovviamente. Quindi si dava per scontato, però le donne lo intendono in un'altra maniera. Le donne lo intendono come un plurale inclusivo e quindi immaginano che anche loro sono partecipi di questi diritti proclamati come universali. E quindi che cosa fanno? Ovviamente, a parte che partecipano molto attivamente alla rivoluzione, io qui fisso un'immagine che è un'immagine molto simbolica, che è la marcia del 5 ottobre delle donne del popolo, che però vanno anche armate, come vedete, a piedi da Parigi a Versailles, chercher le roi per fargli firmare la Déclaration. Ecco, quindi le donne partecipano, formano dei club femminili e chiedono di portare la coccarda, cioè chiedono il riconoscimento, ma verranno presto deluse e si accorgono appunto che questa Déclaration universale non è affatto universale. E allora che cosa succede? Che alcune di queste, diciamo, protagoniste, in primis ovviamente Olympe de Gouges, che tra le altre partecipa attivamente, e Olympe de Gouges scrive, che cosa fa? Scrive la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, praticamente traduce al femminile tutto il testo della dichiarazione, semplicemente lo traduce. Quindi comincia dall'articolo primo dicendo la donna esattamente nasce libera, eccetera, gli stessi diritti dell'uomo e così via, no? E quindi c'è questa, e infine non si limita a questo, ma fa un lungo commento alla fine in cui intreccia per altri diritti politici a quelli civili e dice no, è importante riformare la famiglia, è importante fondare su nuove basi egualitarie la famiglia e così via. Quindi vediamo che c'è anche un'elaborazione precisa in questo senso. Ecco. Come va a finire? Va a finire malamente, va a finire nel sangue, un po' come tutto il periodo rivoluzionario iniziale. Voi sapete, finisce nel terrore e poi finisce con l'impero di Napoleone, quindi veramente c'è un'involuzione in questo senso. E lei, come altre protagoniste, vengono ovviamente imprigionate e mandate a morte. Ma quello che è interessante osservare, potete leggerlo qui, è il rapporto sulla sua morte, cioè le motivazioni che dicono questo, che ha voluto essere uomo di Stato e la legge l'ha punita per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso, cioè essere uscita dai confini affidati, come dire, al suo sesso. E infatti quali sono questi confini? Li precisano subito un decreto di Aymar nel 1793, parliamo di Giacobini, quindi parliamo dell'ala più estrema, oggi diremo più a sinistra della rivoluzione. Che cosa fa? Chiude tutti i club femminili, esclude le donne dalla partecipazione alle assemblee pubbliche cittadine. Quindi le confina veramente nella sfera privata. Ecco, quindi diciamo si chiarisce così questo quadro, no? Si chiarisce questo quadro. Ma come giustificavano i rivoluzionari questa esclusione? Perché questo è il punto. Parliamo di filosofi, parliamo di Rousseau, parliamo di grandi elaborazioni politiche. Li giustificavano, ovviamente non potevano dire chiaramente, come dire, che tutti gli uomini nascono liberi e uguali, ma non le donne. Giustificano rimandando alla natura
questa differenza e sulla base di un determinismo biologico, che sarà poi la corrente fondamentale che si affermerà, cioè sostanzialmente dicendo che cosa? Dicendo che appunto è la natura che stabilisce quali sono i ruoli sociali e anche le funzioni di potere nella società. Questo viene applicato sulle donne, ma sarà applicato, attenzione, anche rispetto alle popolazioni di colore, perché anche lì si dirà la biologia è il destino, dirà poi Freud dirà l'anatomia è il destino. Ecco, quindi parte questa grande corrente che verrà poi elaborata molto durante l'Ottocento. Ma c'è un ma, perché ovviamente i principi, come dire, diffusi da queste idee e da questi scritti delle donne si diffondono poi in tutta Europa e, come diceva la storica Anna Rossidoria, il liberalismo almeno consente alle donne di concepirsi uguali nei diritti. Non concede i diritti, ma permette questo passaggio di identità. E quindi si diffondono queste idee in Europa, anche ovviamente in Italia, e anche a seguito soprattutto delle armate napoleoniche. E quindi quando si costituiscono le cosiddette repubbliche giacobine in maniera impropria o repubbliche filo-francesi, si manifesta nuovamente tutto questo fermento e questo dibattito sul ruolo e sui diritti delle donne. E questo succede a Venezia quando si afferma appunto nel 1797 la municipalità provvisoria. E anche qui, appunto, quando nasce questo esperimento repubblicano, si apre un dibattito sul ruolo delle donne che partecipano molto attivamente e però anche lì, in questo caso, ben presto si accorgono di essere private dei diritti, di essere escluse dai diritti, ed esce questo bellissimo scritto che si intitola La causa delle donne. Esce anonimo, ma io l'ho attribuito nelle mie precedenti ricerche ad una donna che si chiama Annetta Vadori, perché è quella che più attivamente si batte proprio pubblicamente per questi diritti, no? Ed è uno scritto bellissimo, uno dei più avanzati, direi, a mio avviso, poi non so cosa ne pensa Diana, che è la grande esperta di questo, uno dei più avanzati di tutto il movimento di emancipazione, almeno di questo primo periodo, perché esattamente, poi lo sentiremo nella lettura degli studenti, viene ribadito esattamente questo. Lei cerca di spiegare come la differenza di genere non vuol dire diseguaglianza di diritti, ed è un testo che ha molto contenuto filosofico e quindi è un testo elaborato in cui lei si batte per questo e conclude, diciamo, con un accorato appello ai fratelli carissimi, ma anche con un'accorata appunto affermazione di diritti. Noi donne abbiamo diritto di eccetera eccetera, e quindi lo leggeremo perché appunto è un testo che va proprio letto. Bene, ovviamente questa esperienza repubblicana si chiude rapidamente, ma seguono altri momenti. Qui non abbiamo il tempo di soffermarci, ma almeno voglio individuare due fasi importanti, e una si colloca. Ovviamente, scusate, il tema dell'educazione in questo caso è centrale, perché le donne, come voi sapete, non avevano diritto all'istruzione e quindi molti scritti si battono per l'istruzione e l'educazione delle donne. Voglio sottolineare una cosa che prima Antonella accennava. Ci sono stati anche molti uomini che hanno sostenuto questo. Attenzione, non dobbiamo pensare a un mondo maschile poco sensibile. Condorcet, per esempio, Zorzi a Venezia, ci sono anche stati molti uomini appunto che hanno sostenuto i diritti delle donne. Dicevo, andiamo per tappe. Un'altra tappa significativa è questa del 1848. Il grande momento che Isnenghi definisce il grande momento della poesia risorgimentale, perché è questo momento incredibile in cui Venezia riesce a cacciare gli austriaci, a proclamarsi repubblica, a liberare Daniele Manin, che qui vedete in questo grande quadro, e quindi è una delle prime città in Italia, anzi la prima in assoluto, prima di Milano,
prima di Napoli, eccetera, che proclama la Repubblica di San Marco. E con una grandissima partecipazione di popolo, qui vedete una donna in bianco, rosso, verde, ovviamente vestita, e grande partecipazione di popolo e molto sostenuta. Quando parliamo di popolo parliamo di donne, ma non solo di donne delle classi privilegiate, anche di donne delle classi povere, che addirittura in questa scena, vedete, offrono gli orecchini delle loro bambine per sostenere la Repubblica di San Marco. Quindi grande partecipazione, e anche qui si ripete un po' quello che è successo nel 97, quello che è successo durante la Rivoluzione francese, cioè le donne rivendicano una piena partecipazione alla Repubblica e chiedono addirittura di portare le armi, perché portare le armi sono i cittadini, nello Stato nazionale sono i cittadini che difendono appunto la Repubblica, ma chiedono di portare le armi anche perché, questo è un manifesto scritto da una donna, Maria Graziani, la sorella dell'ammiraglio, che dice appunto: la sicurezza della patria, l'amore della libertà sono forse sentimenti soltanto esclusivi degli uomini? Che cosa siamo noi, incapaci di questi nobilissimi affetti? E quindi dice no, la difesa della patria deve essere assunta anche da noi, e quindi venite a casa mia che vi do le armi, sostanzialmente che ci armiamo. Ma conclude con un riferimento molto preciso che dice: diamo un saggio di patriottismo e fratellanza e diamolo col cuore, e si smentisca con l'opere l'assurdo principio che le donne sono nate per la conocchia e l'ago, cioè per i lavori di casa. Le donne intrecciano, insomma, il termine risorgimento anche nella versione del genere e parlano espressamente di risorgimento della patria e di risorgimento delle donne, cioè concepiscono una patria nuova ma in cui le donne hanno un altro ruolo. E qui a Venezia succede un po' di tutto in questa esperienza repubblicana. La vedete questa dolcissima signora che sembra l'immagine, come dire, di un angelo? Si chiama Elisabetta Michel Justinian. Questo termine Justinian vi dovrebbe dire qualcosa, perché Justinian è il primo sindaco di Venezia. E lei, Elisabetta Michel Justinian, è sua moglie, sarà quindi la moglie del primo sindaco, e alla sua morte dona alla città l'ospedale Justinian, il liceo artistico che era il loro palazzo, l'asilo Justinian, insomma è una benemerita proprio, si dice così. Bene, questa soave signora che cosa fa come prima cosa? Insieme ad altre patriotte, 3 nobili, chiedono ufficialmente al comandante della Guardia Civica di costituire un battaglione di donne. Richiesta rivoluzionaria, perché questa volta è proprio presentata in forma ufficiale per difendere la patria. Ovviamente questo suscita una discussione che abbiamo ricostruito in un libro, diciamo molti anni fa, è proprio in ricorrenza della fondazione dello Stato italiano, e quindi parliamo appunto del 2011. Ecco, però questa cosa viene negata alla fine perché le donne non possono portare le armi, si nega questa cosa, ma si affida a queste donne che fondano un'associazione un compito governativo, è il primo incarico ufficiale dato alle donne, che è quello di occuparsi, oggi diremo, della sanità pubblica, degli ospedali, dell'allestimento degli ospedali, della cura dei feriti, eccetera, eccetera. Quindi un compito molto importante che verrà poi affidato anche nella Repubblica Romana a delle donne, Cristina di Belgiojoso, per esempio, fra tutte. Quindi in realtà ci sono dei passi in avanti molto importanti, ma ovviamente in un quadro che rimane fortemente, fortemente contrario ad un ruolo politico delle donne, a una concessione di voto. Però succede molto altro, il dibattito si espande e viene fondato e pubblicato a Venezia uno dei primi giornali scritti interamente da donne, dalle Repubblicane, questo, il Circolo delle Donne Italiane, che è un giornale che porta avanti questi concetti e che riprende, devo dire, proprio nel suo primo numero, quei contenuti della causa delle donne
di cui abbiamo parlato prima. E poi Venezia, come sappiamo, purtroppo questa esperienza si chiude molto rapidamente, si chiude rapidamente sotto le bombe e presa per fame e per colera. Fusinato, ricordate tutti la poesia, immagino qualcuno l'avrà studiata a scuola, la poesia il morbo in furia, il pan ci manca, e sul ponte Svento la bandiera bianca. Ecco, è una fine molto triste, ma continua la cospirazione. Continua la cospirazione, anzi la cospirazione davvero viene in questa ultima fase finale, diciamo quella che va dal 48 al 66, soprattutto sostenuta dalle donne, perché molti uomini vengono mandati in esilio dopo il ritorno degli austriaci. Quindi, diciamo così, sono le donne addirittura a tenere in mano le fila della cospirazione, e la pagano anche col carcere. E ovviamente, per esempio, Maddalena Montalbano Mello proprio rimane incarcerata per molti anni e morirà anche per le malattie contratte in carcere. E poi arriviamo all'ultima tappa. Questa è una scena del plebiscito del 1866, quando dopo la terza guerra d'indipendenza, voi sapete, finalmente Venezia viene liberata, e però si impone il plebiscito per l'adesione dei cittadini allo Stato italiano, che nel frattempo era nato nel 61, quindi diciamo c'è questa adesione, questo plebiscito, e ancora una volta le donne si vedono escluse dal plebiscito. Ma donne anche che avevano dato la loro vita, le loro sostanze, veramente tutto loro stesse, oltre che, come dice la retorica patriottica, i loro figli, i loro mariti, eccetera, no, loro stesse. E qui devo dire, si arriva a quella che è veramente la prima manifestazione suffragista d'Italia, perché il primo giorno del plebiscito le donne invadono Piazza San Marco, lo dice la Gazzetta di Venezia con un articolo molto lungo e molto bello, e invadono le Piazza San Marco, certo festeggiando, come dire, finalmente l'annessione del Veneto all'Italia, ma anche protestando vigorosamente contro la loro esclusione. Non si limitano a questo, mandano al re una lettera fortissima di protesta in cui dicono che mai il loro sesso ha sentito così profondamente l'umiliazione in questa circostanza. La sentiremo leggere, anzi ne parlerà adesso, credo, i ragazzi e Alessandra. Ma io qui chiudo dicendo che fanno anche di più, perché allestiscono in molti paesi delle urne separate per esprimere il loro voto, esprimendo così, con questo atto simbolico, al tempo stesso la loro identità e il loro diritto di cittadinanza politica. Grazie. Grazie. Allora, molte grazie a Nadia Filippini, che in maniera molto chiara e sintetica ci ha dato proprio un quadro ampio di questo periodo. Adesso, prego, tocca alle studentesse, questa volta sono del... Molto bene. Bellissima. La causa delle donne della cittadina Venezia 1797, attribuito ad Annetta Vadori. Cittadini, fratelli carissimi, è giunto il momento felice della bramata riforma del genere umano. È giunta l'epoca desideratissima della più bella di tutte le mode, che è quella della libertà ed uguaglianza. Ma in mezzo ad una contentezza sì universale, noi abbiamo motivo di piangere e di rammaricarci. È già più di un anno che noi, nel ritiro delle nostre case, andiamo considerando i vostri nuovi piani, le vostre nuove costituzioni. Agli uomini affidate la legislazione, agli uomini i governi e le magistrature, agli uomini le ambasciate, le trattazioni, i tribunali, gli eserciti. Dappertutto, insomma, risuonano gli uomini.
e le femmine non si sentono mai nominare che per il loro uso matrimoniale o quasi matrimoniale relativo agli uomini. Noi, fratelli carissimi, nel complesso del genere umano, pretendiamo di non essere inferiori. In conseguenza di questa uguaglianza, pretendiamo di essere considerati al par degli uomini in tutti i pubblici interessi dell'universale riforma. Noi abbiamo un vero diritto di essere a parte di tutti gli affari pubblici dipendenti dallo spirito e dall'intelletto, e questo nostro diritto è naturale ed è intrinsecamente annesso alla natura umana, diritto non inferiore al vostro. Abbiamo dunque diritto di assistere a tutte le vostre adunanze ed assemblee. Abbiamo diritto di concorrere alla formazione delle leggi, alle quali dobbiamo del pari assoggettarci. Abbiamo diritto di sedere nei tribunali, nei magistrati, nei direttori esecutivi. Abbiamo diritto di andare ai consolati, alle commissioni, alle ambasciate. Abbiamo diritto di maneggiare le finanze, di governare le province, di regolare gli eserciti. Abbiamo diritto di approvare o riprovare tutti i trattati nazionali, o di commercio, o di alleanza, o di guerra, o di pace. Questi sono, fratelli carissimi, i nostri diritti innegabili e queste le nostre giuste pretese. Il pezzo che sentite adesso è tratto da una rivista, da un giornale che si chiama Il Caffè Pedrocchi e si riferisce al 48 di Padova, sì, beh, credevo fosse sottinteso, perché già prima del plebiscito del 66 alcune province del Veneto fanno un plebiscito per chiedere l'annessione al regno allo stato del Piemonte che si stava mobilitando in guerra, e regno delle due Sicilie, no, stavo per dire, ma insomma. E quindi c'è questo plebiscito, diciamo così, in cui però già prima sono escluse appunto le donne, e questo dibattito tra una cittadina e un cittadino è proprio una contestazione di questo. Lana Drei e Liceo Marco Polo, terza B. Pietro Boldrin, Marco Polo, terza B. L'uomo che avrà 21 anni compiuto avrà diritto di sottoscrivere. L'uomo, voi dite, e perché non anche la donna? Ove s'è mai udito che la donna possa dar voto in affari pubblici? Non è questa una buona ragione, mio caro, perché per il corso di 1000 secoli fu usata un'ingiustizia. Non si acquista il diritto di continuarla sempre. Ma la donna non può sapere né di Repubblica né di Costituzione. E come? Non intenderà che nella Repubblica i capi del governo sono tutti elettivi e mutabili, nella Costituzione non va almeno un capo che non è né elettivo né mutabile? E pensate che la donna, perché donna, non sia capace di intenderlo? Come la donna è sollevata da tutti gli incarichi dello Stato, come essa non sostiene né i pubblici uffici, né le rappresentanze popolari, né la milizia, e quindi è escluso da ogni pubblica ingerenza, così è giusto che non abbia neppure il diritto di essere sentita in alcuno degli oggetti di pubblico interesse. Se ella è esclusa dagli impieghi, dalla rappresentanza e dalla milizia, questa potrebbe essere un'altra ingiustizia, della quale ora non mi occupo e sulla quale mi faccio la più ampia riserva. Forse la condizione in cui finora voi uomini avete educato la donna sarà la causa di questa immeritate esclusione. Ma qui, nel caso nostro, si tratta soltanto di scrivere il proprio nome o un segno di croce per dichiarare se si voglia unirsi subito al Piemonte, ovvero se si debba aspettare a deliberare in altra sessione. Qui non v'è bisogno di portarsi nella capitale e sostenere le difficoltà di una pubblica discussione. Basta sapere dove si trova la casa del proprio parroco e tenere in mano una penna. Oh, se oggi gli uomini cominciassero a concedervi questo, domani per una simile ragione vorreste avere il diritto di essere anche elettrici per l'Assemblea Costituente. E perché no? Il suffragio non deve essere universale. Se escludete le donne, cominciate intanto a ridurre a mezzo la vostra universalità. Ma la universalità del suffragio si intende riguardo a quelli che ne sono capaci. Eh sì, per voi le donne sono incapaci quando si tratta di aversi le paghe, gli onori, il comando, ma sono capacissime quando si tratta di sostenere i pesi della società, di pagare le pubbliche imposte e di assoggettarle a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi civili e penali. Ove occorrano opere di carità, bisogno di tener vivo il patrio entusiasmo, le donne divengono angeli. Angeli sono quando educano i figli al buon costume, alla religione, al sacro fuoco della patria.
Beh, trovo sconvolgente questo testo e anche molto triste per certi versi, perché potrebbe essere scritto adesso, cioè bello perché erano avanti, ma male perché siamo rimasti indietro. Aspetta. Un attimo. E volevo anche fare una piccola annotazione sulla rivoluzione a Venezia. La rivoluzione è nata qua sopra, cioè sopra questa stanza, perché Nicolò Tommaseo, che era un socio dell'Ateneo, ha tenuto il discorso che ha infiammato la popolazione, poi non ci stavano più nella sala di sopra, sono andati in piazza San Marco, è iniziata la rivoluzione, ovviamente è stato arrestato lui, è stato arrestato anche Manin, ma l'Ateneo Veneto tra i tanti meriti ha anche questo, e quindi lo ricordiamo. Ma io faccio un altro omaggio all'Ateneo Veneto con questa immagine che ho pescato nel mio archivio di immagine. Qui vedete, è un momento del plebiscito, vedete c'è scritto Ateneo perché, come dire, appunto l'Ateneo è un luogo in cui si realizza la votazione del plebiscito, e questo è tratto da un giornale francese in cui dice, vedete, les habitants du quartier de Saint-Marc qui se rendent all'Athénée pour voter le Bellissimo, plébiscite. questo dovremmo metterlo. Sì. Prego. Allora, adesso Alessandra Schiavon, tocca a te, vero? Sì, intanto volevo uscire. Ci darà lettura del documento inviato dalle donne veneziane al re Vittorio Emanuele II in occasione del plebiscito, quello a cui aveva fatto riferimento Maria Nadia Filippini. Sì, allora, scusate, adesso cercherò di recuperare le immagini e volevo dare subito la parola volevo dare subito la parola per accelerare, per poter dare lo spazio ai tanti ragazzi che si sono impegnati per poter leggere oggi. Quindi direi parte subito la prima lettura del Liceo Benedetti. Jennifer Vianello, Liceo Benedetti Tommaseo, sezione linguistica. Sull'esempio di quanto avvenuto in altre città venete, come Padova, anche in provincia di Venezia fu dunque promosso un plebiscito femminile, cioè una votazione riservata alle donne, escluse dalla consultazione ufficiale. A Mestre fu prima firmataria la baronessa madre dei martiri Bandiera, i fratelli Attilio ed Emilio, fucilati a Cosenza il 25 luglio 1844. La Gazzetta di Venezia, giovedì 25 ottobre 1866. A Dolo si raccolsero 2.475 firme, a Milano 2.500, altre migliaia ancora a Noale, Salzano, Scorzè e Santa Maria di Sala. Raccontiamo questo momento importante della storia italiana attraverso alcuni documenti. Denise Vianello, Liceo Benedetti Tommaseo. Il primo è una lettera di denuncia contro questa discriminazione, indirizzata direttamente al re Vittorio Emanuele II, viene presentata al generale Town di Revel nel corso di una manifestazione pubblica di donne in piazza San Marco, il primo giorno del plebiscito, 21 ottobre 1866. Venne pubblicata nella Gazzetta di Venezia il 25 ottobre 1866. Sire, gli uomini hanno creduto di essere saggi e giusti quando decretarono che quella, la quale pur chiamano più eletta parte dell'umanità, fosse esclusa dal concorrere con la sua azione in tutto ciò che si attiene al governo della cosa pubblica. Le donne di Venezia non si arrogano il diritto di giudicare tale legge, ma proclamano, in faccia al mondo, che mai il sesso loro ne sentì l'amarezza e l'umiliazione più profondamente che in questa circostanza, in cui le popolazioni sono appellate a dichiarare se vogliono unirsi alla comunità patria sotto il glorioso scettro della maestà vostra e dei suoi augusti successori. Maria Elena Vianello, Liceo Benedetti Tommaseo. Ma se ad esse è vietato di deporre quel sì che compirà l'Italia, non sia però tolto loro di farlo giungere in altro modo ai piedi della maestà vostra. Accogliete dunque, o sire, questo grido spontaneo che, unanime, ardente, prorompe dal fondo dei nostri cuori. Sì, noi vogliamo, come lo vogliono i nostri fratelli, l'unione di Venezia all'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele e dei suoi successori. Dorotea Costantini, Benedetti Tommaseo.
Dalle carte del gabinetto di prefettura dedicate al plebiscito, che si conservano all'Archivio di Stato di Venezia, recuperiamo questo secondo documento. Venne scritto da una commissione per il plebiscito femminile, costituitasi per l'occasione per il distretto di Dolo, formata da 7 signore: Amalia Marzani Valeggia, Luigia Rossetto Beretta, Teresina Maritani Puccini, Alfonsina Bragato, Antonietta Bedendi Brunelli, Rosa Scapin Mazzucchi, Ida Renier Cappelletta. Tutte sottoscrivono il documento in modalità autografa. Silvia Scarpa, Liceo Benedetto Maseo. Dolo, 28 ottobre 1866. Onorevole Commissario del Re, le donne del distretto di Dolo, che divisero i dolori e le umiliazioni dei padri, dei fratelli, degli sposi, dei figli durante l'austriaca tirannia, vollero pure partecipare della gioia del sesso maschile chiamato alla fortuna di dichiarare la sua volontà di voler far parte del regno costituzionale del magnanimo Sire Vittorio Emanuele II. Dolenti le sottosegnate che la signoria vostra non sia stato testimone oculare dello slancio premuroso ed unanime con cui tutte le donne, dalla casta più elevata all'ultima popolana, reclamavano l'onore di figurare nell'unito voto, pregano la signoria vostra perché si compiaccia rassegnare i sensi di devota sudditanza del sesso femminile al sovrano. Concludo dicendo che questi documenti che ho fotografato l'altro giorno sono a disposizione degli studiosi, ma non c'è stato uno studioso che si sia occupato di questo periodo che si sia degnato di rilevare. Sono più e più fogli, come vedete, sottoscritti da signore con tanto di anche empatia, di pathos, si dichiarano sdegnose, ma non è mai stato, posso dire, consultato. Grazie e grazie alle ragazze. Ecco, questa è una testimonianza perché Alessandra Schiavon ha lavorato per tantissimi anni e con grande competenza all'Archivio di Stato e quindi diciamo è una testimonianza diretta, come dicono i giuristi. E posso aggiungere una cosa, che tutte queste testimonianze sono state raccolte e pubblicate da me, Liviana Gazzetta, in un libro assieme alle biografie di queste protagoniste che si intitola L'altra metà del Risorgimento, volti e voci di patriote venete. Bene, passiamo allora alla seconda relazione della storica Liviana Gazzetta. Progrediamo con il tempo. Il grande dibattito sul suffragio in Italia tra secondo Ottocento e primo Novecento. Grazie. Buonasera. Sono molto contenta di vedervi così numerose e numerosi. Per me è sempre un onore parlare delle generazioni di donne che si sono impegnate per tutte noi e quindi mi sento particolarmente contenta di essere in questa sede. Peraltro mi scuso sin da questo momento se non riuscirò a rimanere qui per tutto il tempo dell'iniziativa perché non abito a Venezia e forse avrete capito che sono dell'area padovana dal mio intervento sul caffè Pedrocchi. Ecco, allora, ritornando a noi. Il titolo che io ho dato al mio intervento vorrebbe essere un tentativo di riflettere. Non è una categoria storiografica parlare di grande dibattito sul suffragio. Né in Italia né probabilmente in altri paesi, quelli di area anglosassone sicuramente più avanzati dal punto di vista del riconoscimento del diritto. Non è una categoria storiografica, ma è un tentativo di segnalare non solo l'ingiustizia e, come dire, la rigidità del canone che nelle scuole e nei testi scolastici ancora impera, quello per cui fondamentalmente si parla del voto alle donne sostanzialmente nell'area, diciamo, degli anni 45-46, mentre la società italiana non è stata interessata dal dibattito sul voto in quegli anni.
assolutamente non è stata interessata dal dibattito sul voto in modo paragonabile a ciò che invece aveva caratterizzato la discussione dell'opinione pubblica nell'Italia liberale e financo i primi anni dell'Italia fascista, perché una prima qualche forma di riconoscimento del suffragio femminile, però non so se riuscirò a spiegarlo, ma veramente come dire una specie di beffa collettiva venne attribuito nel 1925 a livello amministrativo. Ma non solo per questo. Io credo che i manuali dovrebbero essere completamente riscritti per quanto riguarda la storia dell'Ottocento, quantomeno per quanto riguarda la storia dell'Italia liberale. Ma anche perché è giusto riconoscere che c'è stato un grande dibattito sulla cittadinanza politica delle donne nella seconda metà dell'Ottocento e fino alla Prima Guerra Mondiale, perché nel frattempo lo Stato liberale e successivamente lo Stato fascista ha riconosciuto dei diritti alle italiane, cioè ha riconosciuto quantomeno la tutela della maternità, la tutela di alcune forme di protezione nei confronti delle lavoratrici madri. Il che significa che, questo è, come dire, dal mio punto di vista un tema importante dal punto di vista storico, il che significa che, e questo vale anche in altri paesi occidentali, il che significa che gli stati occidentali moderni, non parliamo degli altri stati che appunto non appartengono a questa cultura, riconoscono il diritto politico alle donne dopo aver riconosciuto dei diritti sociali alle donne, ovvero che la cittadinanza femminile si costruisce nei nostri paesi in maniera quasi inversa al percorso che invece ha caratterizzato la cittadinanza maschile, nel senso che la cittadinanza politica sembra essere l'ultimo livello, come dire, il livello di acquisizione effettiva di una maturità che prima non si era disponibili a riconoscere. Ecco, allora questo sicuramente è un lungo dibattito e più volte la situazione politica e culturale e sociale italiana era sembrata prossima a riconoscere questa possibilità. Prossima a riconoscere questa possibilità lo è stata sicuramente la società italiana, il Parlamento italiano nell'area, potremmo dire, dell'età giolittiana per i nostri ragazzi che studiano forse in vista degli esami. Una prima volta. Una seconda volta l'Italia è sembrata prossima a riconoscere il diritto di voto alle donne subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi, come dire, effettivamente c'è un nodo che non è soltanto quello dell'ampliamento progressivo dei diritti che vengono riconosciuti alle donne. C'è qualche cosa d'altro, chiaramente, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. Quindi, con questa prospettiva, cioè alla ricerca dei problemi che, come dire, strutturali del nostro modo di concepire la collettività dal punto di vista istituzionale, quello per cui appunto gli uomini ne fanno strutturalmente parte, le donne invece no, soltanto si riconosce invece soltanto il loro ruolo sociale, ma non il ruolo politico, noi da parecchio tempo abbiamo cominciato ad interessarci degli atti politici delle donne, se esistono anche nell'Italia liberale, appunto, della seconda metà dell'Ottocento, dopo l'unificazione, esistono precisi atti politici di singole o di gruppi. E allora, in continuità con quello che ha spiegato, ricostruito Nadia Filippini, possiamo dire, ed è veramente impressionante, possiamo dire che gli atti politici, o almeno alcuni atti politici, soprattutto in funzione appunto della rivendicazione della cittadinanza politica, si manifestano in Italia fin dal 1861, cioè immediatamente dopo la proclamazione del Regno Nazionale. C'è una prima petizione nel 1861 dall'area lombarda, una seconda petizione nel 1868, ma il 66 era l'anno dell'annessione, da un gruppo di donne venete. Come mai la Lombardia
e il Veneto hanno questa primazia dal punto di vista della capacità di porsi politicamente nei confronti dello Stato nato dal Risorgimento? Dipende fondamentalmente, diciamo dal punto di vista storico, dal fatto che si veniva, per quanto riguarda l'appartenenza al Regno Lombardo-Veneto, per l'una e per l'altra area del territorio, direttamente ovviamente influenzati dalla legislazione austriaca, che prevedeva il diritto di voto a livello amministrativo per le donne possidenti. Quindi il passaggio allo Stato nazionale significò per le donne della Lombardia e del Veneto, anche del Granducato di Toscana in realtà, ma non allo stato degli studi non risulta che ci sia una petizione sin dagli anni 60 delle Toscane, e appunto le donne possidenti avevano già il diritto di voto a livello amministrativo. Voi sapete, il diritto di voto, soprattutto se concepito a livello amministrativo ma anche a livello politico, nel corso del XIX secolo, nella seconda metà dell'Ottocento, è fondamentalmente legato al censo. È normale, viene concepito in questi termini, non è un diritto riconosciuto a prescindere dal livello di ricchezza, ma le donne che appunto avevano queste disponibilità economiche, certo non erano molte, ma appunto esistevano e potevano esercitare questo diritto. Quindi è chiaro che si tratta di il passaggio all'unificazione, il passaggio allo Stato nazionale per queste cittadine ha rappresentato una diminuzione. Passatemi il termine, giusto tanto per dire in maniera abbreviata. Si è trattato di una perdita che dunque ha sicuramente segnato in maniera particolare la soggettività con cui ci si è poste nei confronti di questo nuovo Stato. E giustamente si diceva c'erano anche degli intellettuali, perfino dei parlamentari che già in quegli anni 60 sostenevano appunto la necessità di riconoscere piena cittadinanza, non solo civile ma anche politica, anche alle donne. Qui vale la pena di ricordare, lo dico solo en passant, perché è veramente una figura che meriterebbe di essere riscoperta e a cui sarebbe giusto dedicare un tributo, perché è morto dopo aver subito derisioni e derisioni in Parlamento e nella assoluta povertà, Salvatore Morelli. Salvatore Morelli, deputato napoletano, che nel 1867, era già deputato, presentò al Parlamento italiano un progetto di legge per l'abolizione, sentite, per l'abolizione della schiavitù domestica della donna e per la parità dei diritti tra uomo e donna. Per l'abolizione della schiavitù domestica della donna. Naturalmente deriso a destra ma anche all'interno del Parlamento italiano, eccetera. Pensate che nel 1881-82, dopo la sua morte, le emancipazioniste, chiamiamole così, italiane, raccolsero i fondi per fare un monumento a Salvatore Morelli e non si sa neanche più dove sia finito questo monumento, soltanto molto recentemente di Salvatore Morelli si è ricominciato a parlare. Bene, allora, le donne italiane, passando allo Stato liberale, abbiamo capito che almeno per alcuni territori si è trattato appunto di una perdita, ma poi c'è un altro fatto che invece ha caratterizzato tutte le italiane nel passaggio allo Stato liberale, cioè dopo il processo risorgimentale, ovvero l'introduzione del codice Pisanelli. Ecco, non so, anche questo è un tema classico della conoscenza della condizione di cittadinanza delle donne. Il codice Pisanelli è il primo codice civile che ha avuto l'Italia dopo la sua unificazione. Entra in vigore proprio nell'anno dell'annessione del Veneto, il 1866. E il codice civile Pisanelli prevedeva un istituto giuridico che era stato introdotto per la prima volta dal codice napoleonico e che non rappresentava, diciamo, una tradizione. In alcuni territori d'Italia non rappresentava una tradizione, anzi,
l'istituto dell'autorizzazione maritale implicava che le donne sposate, proprio in quanto sposate, dovessero avere esplicita autorizzazione scritta come atto notarile da parte del marito per poter gestire i propri beni, anche quelli eventualmente portati in dote al matrimonio. Dovevano avere l'esplicita autorizzazione del marito, il che vuol dire che una donna che avesse avuto uno stipendio, anche soltanto un salario perché lavoratrice, formalmente doveva chiedere al marito di poterlo gestire. Ecco, davanti a tutto questo, chiaramente, come dire, c'è stata una profonda delusione, soprattutto perché appunto le patriote, moltissime delle donne che si erano date da fare nella cospirazione o anche nell'organizzazione a sostegno delle imprese militari, e avevano delle aspettative fortissime. Malvina Frank, che era qui di Treviso, scrive un libro nel 1869 dedicato all'educazione delle giovani e dice che con lo Stato italiano si è fatto un troppo retrogrado passo rispetto alla legislazione austriaca. Lo dice proprio esplicitamente. Qual è il primo luogo di dibattito organizzato, sostenuto, sempre in collegamento poi con i gruppi e le realtà e i giornali del resto dell'Europa su questi temi? Il primo giornale che ha una sua fisionomia, una sua organicità, una sua durata, è un giornale che nasce a Padova nel 1868, è il giornale La Donna, promosso da una mazziniana, Gualberta Alaide Beccari, un'altra donna semisconosciuta a cui tutte dobbiamo moltissimo, che poi trasferisce il giornale a Venezia e poi, alla ricerca di sostegno, a Bologna, che era una delle capitali democratiche dell'epoca, già all'epoca dell'Italia. Quindi il dibattito sulla possibilità appunto dell'accesso alla politica si approfondisce, si articola all'interno del giornale, anche perché alcune che leggono questo giornale, che è a tutti gli effetti un giornale per i diritti delle donne, diciamo, potremmo chiamarlo tranquillamente femminista, alcune che partecipano, leggono e dibattono, sarebbero restie a riconoscere il diritto di voto alle donne, e invece Gualberta Beccari lo dice esplicitamente: non è possibile che la donna rimanga estranea alla vita politica. Bene, questo nella seconda metà dell'Ottocento. Chiaramente voi capite, io vado molto rapidamente, ci potrebbero essere tutta una serie di altri elementi da raccontare, ma agli inizi del Novecento cos'è che succede di veramente significativo? C'è una petizione nazionale a partire dal 1906 che arriva un po' in tutte le aree del paese. Se queste iniziative di cui vi ho parlato fino ad ora fondamentalmente sono iniziative che interessano soltanto l'area centro-settentrionale dell'Italia, la petizione del 1906-1907 invece arriva un po' in tutti gli angoli d'Italia. Come mai? Sono nate 3 grandi organizzazioni nazionali proprio in età giolittiana. Il primo organismo è il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, sorto ufficialmente nel 1903, di orientamento moderato. Per esempio, queste donne chiedevano il diritto di voto amministrativo e solo più tardi anche quello politico. Era nata nel frattempo l'Unione Femminile Nazionale a Milano, di orientamento socialista riformista, diciamo così, e quindi favorevoli al diritto di voto in tutti i sensi, e poi era nata l'Associazione per la Donna a Roma, di posizioni democratico-radicali, quindi per il voto completo da riconoscere. Quindi questi organismi, sulla scia di questa petizione nazionale del 1906, scritta da, anche qui un nome che vale la pena di ricordare, Maria Montessori, ma la conoscete tutti, e Anna Maria Mozzoni, personaggio veramente di grande intelligenza e lungimiranza che i libri non ricordano mai.
Questa petizione del 1906-1907 viene a un certo punto discussa anche in Parlamento. Nel frattempo in tutta Italia si sono formati comitati pro suffragio. In tutta Italia, sicuramente a Venezia, sicuramente anche nelle realtà provinciali, per esempio anche in realtà molto poco urbanizzate. Perché? Perché il movimento delle donne, che pensa che effettivamente sia arrivato il momento che sia riconosciuto questo diritto, percorrono anche in Italia una strategia, una strada per cercare di forzare la situazione, quella che viene detta in termini tecnici via giudiziaria al suffragio femminile, ovvero si iscrivono, vanno direttamente ad iscriversi alle liste elettorali. Chiaramente non in tutti i comuni d'Italia, ma in parecchi comuni d'Italia si iscrivono alle liste elettorali. Perché? Perché la legge elettorale a livello amministrativo parlava in maniera esplicita di esclusione delle donne dal voto. Ma la legge elettorale a livello politico non diceva assolutissimamente niente di questo, dando ovviamente per scontato che le donne mai si sarebbero presentate sulla scena politica, e invece dal 1906 abbiamo una serie di episodi, sono soprattutto ovviamente donne istruite, colte, come diceva Ada Negri, che era un'insegnante, una letterata, immagino la conosciate, una poetessa rinomata anche fuori d'Italia, diceva: se può votare il mio portinaio, perché non dovrei poter votare io? Questa era una domanda, come dire, retorica, che ogni tanto la Negri portava nelle sedi pubbliche. Ecco, quindi c'è la via giudiziaria al suffragio femminile che forza la situazione. Naturalmente in alcuni contesti vengono riconosciute questi tentativi vengono riconosciuti, ma come sa bene anche Maria Teresa, che ha studiato la realtà veneziana, per questo tentativo poi alla fine la Corte di Cassazione a livello nazionale blocca tutti questi tentativi. Nel frattempo cosa fa? Cosa succede? La questione è tanto importante che anche il mondo cattolico comincia a discutere. Quando abbiamo citato prima Gualberta Beccari, Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, questa è cultura sicuramente laica, sicuramente non riconoscibile o socialista in alcuni casi. Una delle fonti che ho scelto è appunto Anna Kulishov, che diciamo sono tutte voci che sostengono il voto femminile da questa prospettiva. Che cosa pensa il mondo cattolico di questo? Ecco, questo è uno dei nodi storici di cui parlavo fin dall'inizio. Il mondo cattolico fondamentalmente è contrario al voto femminile, sulla base del fatto che c'è appunto una distinzione netta dal punto di vista dei ruoli dei due sessi. E diceva Elena da Persico che nel caso in cui anche le donne avessero avuto accesso alla sfera politica, i due sessi non si sarebbero mai più potuti completare a vicenda, perché appunto sarebbero diventati uguali e non complementari. C'è dunque soltanto una minoranza all'interno del mondo cattolico che sostiene il suffragio femminile, ed è la minoranza del cosiddetto femminismo cristiano. E il dibattito arriva in Parlamento, e per tutto una lunga attesa il Partito Socialista non è in Parlamento così attivo sulla questione, tanto è vero che, chiudo con questo anche se non posso parlarvi con ciò della Prima Guerra Mondiale, della situazione dopo la Prima Guerra Mondiale, tanto è vero che la prima donna candidata al Parlamento italiano è stata Grazia Deledda, candidata al Parlamento nel 1909 dal Partito Radicale. I socialisti su questo, come dire, sono sempre stati molto tiepidi, ed è stato necessario nell'ultima fase del dibattito intorno al 1910-1912 è stato necessario un intervento ad hoc di Anna Kulishov, la quale peraltro intendeva il diritto di voto come difesa del lavoro,
quindi non voleva che il voto avesse una dimensione soltanto di una parte delle donne presenti nella società italiana. Grazie. Grazie, stiamo progredendo nella nostra emancipazione, ma con tanta difficoltà. Prego, ragazzi. Elena Dalbello, Liceo Stefanini. Adela Mersimosca, Liceo Stefanini. Petizione al Parlamento presentata dal Comitato Nazionale Pro Suffragio Femminile, marzo 1906, redatta da Anna Maria Mozzoni. L'ammissione all'esercizio del voto, che per noi è di rappresentanza di tutte le donne italiane, domandiamo al Parlamento, è il prodotto naturale e ormai maturo della crisi economica, della trasformazione delle industrie e delle disposizioni del Codice Civile. Tutti elementi che conversero però ad un solo fatto: sottrarre la donna alla casa per buttarla nella lotta per esistenza. La vecchia immagine dell'angelo del focolare non esiste più che per i poeti e per una categoria di privilegiate, quelle che posseggono, o i cui padri e mariti posseggono o guadagnano, quanto basta alla vita. Oggi invece la massa delle donne lavora con la mente e col braccio e lotta per l'esistenza per sé, per i figli e in aiuto ai genitori ed ai mariti, nell'agricoltura, nelle arti e mestieri, negli esercizi e nel commercio, nelle industrie, nell'insegnamento, nelle professioni e negli impieghi pubblici e privati, e affronta ad uno, con fatica, tutti gli ostacoli imposti dal monopolio universale dell'uomo. Quanta fatica per ogni passo che spinga al di là della stretta cerchia del lavoro, meno retribuito, e dell'impiego più umile e sacrificato. E non ci si contesti che i padri, i mariti, i fratelli sono i rappresentanti naturali degli interessi delle donne nei corpi amministrativi e legislativi. Beh, in 45 anni di vita legislativa nazionale abbiamo imparato a memoria ed apprezzato il valore di questa rappresentanza retorica ed onoraria. Cosa avreste fatto per noi? Il codice civile, che ci tolse gli appoggi economici e ci buttò disarmate nella lotta per la vita? Le leggi amministrative, che tolsero alle lombarde, alle venete ed alle toscane il voto? La legge elettorale, che ci mette insieme agli incapaci e ai delinquenti? La nuova legislazione sociale, che con la legge di protezione del nostro lavoro ci inferiorizzò come operaie, rendendoci ancora più penosa la concorrenza con gli uomini nelle fabbriche? I disegni di legge riguardanti la donna e la famiglia, subito soffocati o lasciati cadere per chiusura di sessione e non più ripresi? Tutto questo ci ha ormai persuaso che la giustizia, che suona così alta nei discorsi elettorali, non riguardi che gli elettori maschi e non si estenderà fino a noi se non quando e in quanto saremo elettrici. Elena Pompeo, Liceo Stefanini. Lotte sociopolitiche e voto. Il punto di vista di Anna Kulishov, 1908, dal Congresso delle Donne Italiane. A mio avviso non sono i grandi principi, le alte idealità, le supreme giustizie che determinano le maggioranze, sempre mediocri, alle radicali riforme. È semmai la prosaica necessità elettorale. Anche senza e prima del voto, le donne italiane partecipino alle lotte politiche, si mescolino alle agitazioni e alla propaganda, pesino sulla bilancia elettorale dei vari collegi, ciascuna nel partito e col partito che meglio ne interpreta gli interessi e le convinzioni, non timide di rompere così la sorellanza celebrata al congresso del Consiglio nazionale. Irrompano nella realtà della quotidiana battaglia. E, a dispetto di tutto o di tutti, il loro diritto si concretizzerà,
Appena l'altro ieri, nella pallida e remota Finlandia, le donne combatterono a lungo, con ardore e sacrificio pari agli uomini, per l'autonomia politica della loro terra. E, insieme alla Costituzione, conquistarono il voto. Siedono ora 18 donne in quel Parlamento. Filosofesse forse? No. Ma borghesi, insegnanti e perfino una donna di servizio, ora direttrice di un giornale per le operaie. E non ci risulta che quella società abbia traballato sui cardini. Lo sforzo delle donne borghesi per la conquista del voto sarà importante per un altro aspetto. Esso, io spero, spingerà i socialisti, che lo dimenticano troppo, a reclutare e agguerrire le donne proletarie. Se un giorno si accordasse il diritto di suffragio, come l'idea ipotizzata l'anno scorso alla Camera solo ad alcune categorie di donne, diplomate e censite, la causa proletaria farebbe un salto indietro e il vero suffragio femminile sarebbe risospinto in un futuro a venire che non possiamo permetterci. Grazie ragazze, devo dire che sentire questi documenti molto antichi letti da voi veramente per me è una grande emozione. Grazie. Arriviamo alla terza e ultima relazione che verrà tenuta da Maria Teresa Sega, studiosa dei movimenti delle donne, presidente dell'Associazione Resistenze, con il titolo Madri Costituenti, dalla lotta di liberazione all'impegno politico, perché si parla di padri costituenti, ma ci sono state anche le madri costituenti, anche donne hanno scritto la nostra Costituzione. Sì, chiamo i lettori e le lettrici, magari che si preparano là, perché le letture saranno inframmezzate ai miei interventi. Pietro, Isotta, Andrea, Greta, Ginevra e Sofia. Grazie all'Ateneo per questa giornata e grazie a tutti i docenti e le docenti per la presenza delle classi. Dunque, sì, io non posso non partire dalle donne nella Resistenza, anche se lo dico subito, questo potrebbe essere il tema di un altro incontro perché ci sarebbe tantissimo da dire. Sì, qui c'è veramente un'esperienza per le donne radicale e anche trasgressiva per l'epoca rispetto ai ruoli tradizionali delle donne che vengono appunto sovvertiti. Pensate donne che se ne vanno in giro anche molto lontano, le famose staffette in bicicletta, anche di notte, a incontrare anche uomini, donne che portano armi anche. E quindi questa esperienza mette in discussione i ruoli di genere, anche la separazione, cioè viene rotta la separazione tra sfera pubblica e sfera privata maschile e sfera privata femminile. E c'è la dimensione della scelta che è molto forte, certo, molte sono ragazze giovani soprattutto, e anche giovanissime, provengono da famiglie antifasciste, hanno fratelli, mariti, compagni nella Resistenza, però anche no, alcune lo fanno all'insaputa dei genitori, parlando tra compagne. Ecco, non mi soffermo su i ruoli che hanno avuto, che sono duplici, ci sono le partigiane combattenti, le staffette, le infermiere, quelle che controllano il territorio, che portano messaggi, eccetera, eccetera. Ruoli fondamentali. La Resistenza riconosce la storiografia, non sarebbe stata possibile senza la partecipazione delle donne. Ecco, però nello stesso tempo, ecco, questa è stata un'esperienza trasformativa, cioè prendono consapevolezza le ragazze e cominciano a pensare, immaginare un'Italia, una società diversa dopo aver
cacciato i tedeschi e sconfitto i fascisti. Uscivano dal fascismo queste ragazze, no? Non dimentichiamolo. Ecco, qui abbiamo Tina Merlin, che penso conosciate tutti, nota per il Vajont, è stata una giornalista importante dell'Unità dopo la guerra. Siamo nel Bellunese, a Tichiana. Ecco, l'amica Vilma De Paris, che già era entrata nella Resistenza, cerca, cioè, si trovavano la sera come fanno le ragazze sul muretto a raccontare le loro storie, e dice: sai, io sono con i partigiani, le dice, non siamo matte e non siamo le prime, e fa l'esempio di Anita Garibaldi. Cioè c'è stata qualcuna prima di noi, non siamo matte, e se anche noi partecipiamo domani avremo maggiori diritti, e questo convince Tina, cioè l'idea di un cambiamento, di una emancipazione personale e sociale anche. Andiamo avanti. Ecco, questa è Tina Anselmi. Guardate, sia la Tina Merlin che la Tina Anselmi avevano 17 anni. L'Anselmi andava ancora a scuola a Bassano e faceva la staffetta con la copertura di andare a scuola in bicicletta, va bene, da Castelfranco dove abitava. Qui siamo già alla liberazione di Castelfranco. Lei e l'amica Liliana Saporetti, qua a 18 anni, sono con i comandanti partigiani e alleati dopo la liberazione di Castelfranco. Cioè, voi capite che anche simbolicamente è una rottura straordinaria, ma pensate come si sentivano loro e pensate a come venivano viste, considerate, no? queste ragazze. E c'è questa frase straordinaria di Tina che dice, che afferma questo, lo dirà dopo: per cambiare il mondo bisogna esserci, non si può tirarsi fuori, no, non si può starne fuori. E lei, come sappiamo, diventerà poi la prima donna ministro della Repubblica. Ecco, voglio chiarire questo, che questa partecipazione c'è in varie forme, anche spontanea, la scelta, c'è la dimensione della scelta, come ho detto, però a un certo punto c'è anche un'organizzazione delle donne, di cui non si parla mai, ma già durante la Resistenza vengono creati questi gruppi di difesa della donna, che a Venezia si chiamerà Fronte delle Donne, alla quale, per volontà anche del Comitato di Liberazione Nazionale, dove ci sono le componenti di tutti i partiti antifascisti, diciamo, quindi un'elezione unitaria che ha il compito non soltanto di supportare i partigiani, aiutare la resistenza e anche partecipare attivamente, ma già loro cominciano a porre il tema della parità di diritti. Il gruppo di difesa della donna, dal gruppo di difesa della donna nascono le due associazioni, l'Unione Donne Italiane e il Centro Italiano Femminile. Ecco, scusate, novembre 43 nasce a Milano il gruppo di difesa della donna, nell'ottobre del 44 a Roma, già liberata, perché Roma viene liberata nel giugno del 44, noi in Nord Italia no, non siamo ancora liberati, no? Diventa appunto Unione Donne Italiane. Le cattoliche escono e fondano il Centro Italiano Femminile. Ecco, cominciamo a dire che la politica, cioè l'entrata in politica, divide le donne, anche se poi, come vedremo, faranno delle alleanze trasversali per far approvare sia alla Costituente che al Parlamento delle leggi fondamentali, unite e solidali. Ecco. Il 4 febbraio 1945 viene appunto nel governo italiano che sta a sud, diciamo al sud a Roma, viene approvato il diritto di voto alle donne. La guerra deve ancora finire. La liberazione di Venezia avviene il 28 aprile del 45, è stata scelta la data del 25 aprile come data unificante simbolica per tutta Italia, però il nord viene ha date diverse, non so, Belluno il 30 aprile, eccetera, eccetera.
Ecco, questa è una notissima immagine di una partigiana, era una operaia della manifattura tabacchi che aveva organizzato nel 1944 uno sciopero in piena occupazione tedesca, che ovviamente ha anche un forte valore simbolico di questo cammino che le donne cominciano a compiere e che le porterà insomma molto lontano. Dopo la guerra cosa succede? Le partigiane della pace, cioè le donne, soprattutto le donne dell'UDI, ma non solo, insomma, sfilano come partigiane della pace, e c'è questa cosa bella, sfilano con queste bandiere della pace che sono costruite cucendo insieme pezzi di stoffe di colore diverso, da cui nasce la bandiera della pace appunto, che provengono dai luoghi di lavoro, delle campagne, le fabbriche, gli uffici eccetera, dove ognuna mette il proprio pezzo con il proprio nome, ecco, e queste quindi come dire, dopo la guerra chiaramente l'idea è basta guerra, e invece siamo ancora dentro, insomma, ecco, basta guerra e si deve costruire la pace sostanzialmente. Tra l'altro l'articolo 11 viene votato da tutte trasversalmente, l'Italia ripudia la guerra, viene votato trasversalmente, la cosa importante è veramente, ecco. Allora, prima di arrivare alle madri costituenti, c'è un passaggio prima di arrivare all'Assemblea Costituente che è elettiva, no? Viene nominata una consulta costituzionale, viene nominata sostanzialmente dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, nella quale ci sono 13 donne nominate, quasi tutte avevano partecipato alla resistenza, comunque antifascista insomma, e mi sembra molto interessante questo intervento della Angela Cingolani Guidi, la quale dice: credo di interpretare il pensiero di tutte noi invitandovi a considerarci non come rappresentanti del sesso debole e gentile, perché così venivano accolte le donne in Parlamento, il sesso gentile, magari erano anche, come dire, ossequiosi nei confronti delle donne, però considerandole sempre in questo senso, no? Anche di inferiorità, se volete, del sesso debole e gentile, ma come la metà del popolo italiano, siamo la metà del popolo italiano, forse anche più della metà, ecco. Questo per quanto riguarda poi 1946, ecco, le italiane votano 80 anni fa, le italiane votano per la prima volta nella storia, a parte appunto qualche voto. Nel marzo ci sono le elezioni amministrative prima dell'Assemblea Costituente e del referendum, cioè si votano i rappresentanti in comune, da cui poi nascono le giunte, nascono il sindaco. A Venezia il 24 marzo. Il 2 giugno si vota per scegliere monarchia e repubblica, ma è per eleggere deputati e deputate all'Assemblea Costituente. L'affluenza è altissima, con picchi dell'80-90%, altissima. Addirittura al sud votano più donne che uomini, la cosa mi ha molto, molto colpito. Comunque l'affluenza è altissima, tra l'altro il voto era obbligatorio, però non tutti andavano a votare. Ecco, allora... questi sono due giornali, dico qualcosa su Venezia, due giornali delle donne. Questo è il giornale delle democristiane del Veneto, La Voce della Donna, qui mi pare che ci sia Pietro che può leggere, e voi potete anche leggere, perché questo articolo firmato da Elena Nani Mocenigo. Pietro Labelli, convitto nazionale Marco Foscarini. Nel 1945 Elena Nani Mocenigo scrive nel giornale delle donne della Democristiane del Veneto, La Voce della Donna, quanto segue. Non vogliamo sentirci dire nuovamente che la donna sta bene soltanto a casa. Se essa non è per natura inferiore all'uomo, è ingiusto limitare la sua missione a una vita chiusa entro le pareti domestiche. Le donne devono poter esercitare anche le professioni considerate maschili. Sì.
Giornale degli Udi, La donna italiana. Ecco, questo molto brevemente per darvi l'idea che c'è un impegno politico delle donne e un impegno sociale nel dopoguerra. Quindi ci sono le elezioni, sono anche elette oltre che elettrici. Continua una loro impegno perché l'Italia va anche ricostruita. Si occuperanno a Venezia molto di assistenza dei bambini poveri, degli orfani, dei reduci. Potete immaginare cos'è la città e cos'è l'Italia nel dopoguerra, i reduci che tornano dalla prigionia, i profughi, le persone senza casa. Venezia è sovraffollata perché Venezia era risparmiata dai bombardamenti e perciò tanti venivano a Venezia. Tra l'altro invece Mestre e Marghera sono state molto bombardate, e quindi ecco il problema della casa, il problema del cibo, eccetera eccetera, e loro danno un grande impegno. Ecco, ascoltiamo dal giornale La donna italiana, Venezia, 26 gennaio 1946. Per noi donne è un grande avvenimento. Le donne italiane hanno preso parte alle attività di combattimento, hanno sacrificato la vita per la libertà del paese. Donne eroine. Non continueremo noi la loro lotta? Voteremo per avere un'amministrazione comunale popolare che darà a noi e ai nostri figli e alle nostre figlie libertà, lavoro e una vita degna di essere vissuta. Ecco. Isotta Salvadori, Liceo Classico Europeo Marco Foscarini. Vedete, l'articolo è accompagnato da questa vignetta interessante perché dice: donna spezza il fucile, la tua arma è il voto. Adesso l'arma delle donne è il voto e anche degli uomini. Bellissima, sì. Ecco, a Venezia vengono elette 7 donne su 60 consiglieri. Pensate, 2 a Padova, mi pare, 2 a Padova, poi però nel resto del Veneto pochissime, insomma, 7 donne è veramente un numero alto. 4 sono della Democrazia Cristiana, molte di loro sono state nella Resistenza. Ida d'Este, Rosa Zenoni Politeo. Ida d'Este è stata una partigiana importante, ha subito anche il carcere, la deportazione, ha scritto un bellissimo diario intitolato Croce sulla schiena, che vi invito a leggere. Maria Santi, Emilia Nordio, 2 del Partito Comunista, Anita Mezzalira e Lucia Brajkovic, una del Partito Socialista, Ester Zille. Ecco, Anita Mezzalira entra nella giunta del sindaco Gianquinto come assessore supplente all'alimentazione, la prima donna assessora. Lei era stata un'operaia della manifattura tabacchi, leader delle tabacchine, sindacalista, e anche lei aveva partecipato alla Resistenza. Ecco. E qui arriviamo, vado molto veloce, scusate, alle 21 madri costituenti su 573 eletti. Le vedete qui, le 21, 9 della Democrazia Cristiana, 9 del Partito Comunista, 2 del Partito Socialista, 1 dell'uomo qualunque, che poi insomma vabbè, che comunque poi è scomparso, come non era neanche un partito, un movimento, era soprattutto al sud. 5 fanno parte della commissione dei 75 che redige la Costituzione, che poi è approvata nell'Assemblea. Allora, scusate, ecco, eccole qua, alcune di queste poi le ritroviamo. C'è Teresa Mattei, c'è Teresa Noce, c'è la Nilde Iotti, eccetera. Ecco, e io vi parlo di 2 delle madri costituenti, visto il tempo ristretto che c'è, che sono coloro che hanno proposto una modifica fondamentale nell'articolo 3 della Costituzione. Ecco, allora sentiamo Andrea Romanello, Convito Nazionale, Marco Foscarini. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Allora, guardate, appunto, questa è Angelina Lina Merlin, che appunto propone di inserire questa specificazione senza distinzione di sesso, perché tra l'altro perché come dire, ma sì, dicevano i deputati, vabbè, ma è ovvio, no, le donne non sono così sicure, non si fidano. Allora, questo è l'intervento che Lina Merlin fa alla Costituente per sostenere appunto la sua proposta. Greta Cerutti, Liceo Classico Europeo Marco Foscarini. Questo è l'intervento di Lina Merlin. Alcuni colleghi osservarono che con le parole tutti i cittadini si indicavano uomini e donne, e dunque il mio emendamento era superfluo. Onorevoli colleghi, interloquì, molti di voi sono insigni giuristi e io no, però io conosco la storia. Nel 1789 furono solennemente proclamati in Francia i diritti dell'uomo e dei cittadini, e le costituzioni degli altri paesi si uniformarono a quella proclamazione, che in pratica fu solamente platonica. Perché cittadino è considerato solo l'uomo con i calzoni e non le donne, anche se oggi la moda consente loro di portare i calzoni. Sì, come sentite c'è anche ironia. Ma allora, chi è Lina Merlin? Intanto va detto che Lina Merlin viene eletta anche a Venezia, era Rovigo Venezia, no? Viene eletta anche a Venezia, sia all'Assemblea Costituente e poi nel 1948 viene eletta in Veneto senatrice e sarà l'unica donna senatrice in quella legislatura. Nasce in provincia di Padova nel 1887, anche se la famiglia era di Chioggia. È una maestra antifascista, aderisce al Partito Socialista e viene condannata per antifascismo nel 1906 al confino in Sardegna. Quando torna decide di andare a Milano, Padova non era più, come dire, un luogo dove si poteva sentire tranquilla, prende parte alla Resistenza con ruoli importanti perché è vicecommissaria del Comitato di Liberazione Nazionale Regionale lombardo. 5 minuti? No, non ce la faccio. È tra le fondatrici dei gruppi Difesa della Donna e dell'Unione Donne Italiane e sarà la prima senatrice della Repubblica. Allora, durante mentre è senatrice presenta questa legge che poi ci vorranno 10 anni per avere l'approvazione, che prende il suo nome, è sostanzialmente la legge per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, quindi la prostituzione di Stato, e contro lo sfruttamento della prostituzione. Ovviamente lei veniva accusata di essere una bigotta, non era affatto una bigotta, era una donna molto libera in realtà, e lei vuole questa legge per liberare le donne dalle cosiddette case chiuse, dove finivano quasi tutte avevano figli, finivano perché erano state cacciate dalla famiglia, perché erano rimaste incinte, erano donne che avevano subito violenza anche in famiglia, eccetera, eccetera. E in ottemperanza della risoluzione delle Nazioni Unite del 49, appunto, che invitava all'eliminazione dello sfruttamento sessuale e alla schiavitù sessuale. Ecco, quindi questo. Tra l'altro lei proporrà queste leggi
passano in Senato e alla Camera grazie a quella a cui ho accennato prima, questa alleanza trasversale tra le donne di partiti diversi, che magari si combattevano anche soprattutto nelle campagne elettorali, no, combattevano anche tra di loro, però su queste leggi fanno massa e riescono a farle approvare. La legge che elimina la definizione NN dalle carte d'identità dei bambini che non hanno il nome del padre, appunto, no? Tutti i figli sono legittimi, quindi non c'è distinzione tra figli legittimi e illegittimi. Qui vado veloce perché vabbè, anche qua c'è una grande unione e alleanza tra le donne per il recupero poi delle donne che escono dalle case. Ho messo questa foto perché ci sono le due donne, Nilde Iotti e Tina Anselmi, che diventeranno la prima presidente della Camera nel 79 e la prima ministra della Repubblica nel 77. Però devo finire con Teresa Mattei, mi dai ancora qualche minuto. Una figura interessantissima, vabbè, qui un po' la sua biografia, diciamo, viene espulsa da tutte le scuole del regno perché si era opposta alle leggi razziali, è una partigiana a Firenze e durante una delle trasferte che fa a Roma viene fermata, subisce violenza da 5 SS, questo per dire che cosa poteva succedere anche alle partigiane. Poi diventa dirigente dell'UDI e si deve a lei l'idea della mimosa come fiore simbolo dell'8 marzo, no? Un fiore povero che si trovava per le strade di Roma, era piena Roma di mimose fiorite. Era la più giovane deputata, 25 anni, la più giovane deputata alla Costituente e anche in Parlamento. E qui qualcuno deve leggere l'articolo 3. Ginevra Perulli, Liceo Marco Polo Classico. Nel suo discorso all'Assemblea Costituente del 18 marzo 1947, un'altra madre costituente, Teresa Mattei, propose un altro emendamento volto al raggiungimento della parità di fatto, non solo di quella formale. Queste le sue parole. Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana finalmente cittadina della nostra Repubblica. È questa conquista il risultato di una lunga e faticosa lotta di interi decenni. In una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità di doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la vita e per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna tutti quei pesi di responsabilità e di sofferenza prima riservati normalmente solo all'uomo, che non ha risparmiato alla donna nemmeno l'atroce prova della guerra guerreggiata nella sua casa contro i suoi stessi piccoli e la spinta a partecipare non più inerme alla lotta, salutiamo finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l'affermazione della completa parità dei nostri diritti. È nostro convincimento che nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile. E per emancipazione noi non intendiamo solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità femminili, ma intendiamo un effettivo progresso e una concreta liberazione per tutte le masse femminili e non solamente nel campo giuridico, ma nella vita economica, sociale e politica del Paese. Sofia? Finita questa ultima. Sofia Jones, Liceo Classico Marco Polo. Ma una cosa ancora noi affermiamo qui. Il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo. Guai se considerassimo questo un punto di arrivo, un approdo. Perciò noi affermiamo oggi che pur riconoscendo come grande conquista la Dichiarazione Costituzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qualche cosa di più esplicito e concreto che le aiuti a muovere i primi passi verso la parità di fatto, in ogni sfera economica, politica e sociale della vita nazionale.
Per questa ragione io torno a proporre che sia migliorata la forma del secondo comma, articolo 3, nel seguente modo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana. Finito. Però questo è un omaggio a te, Antonella, perché voglio dire che in realtà c'è una persistenza sia alla Costituente che alla Camera, con questa maggioranza maschile, di misoginia e di pregiudizi nei confronti delle donne. E soprattutto questo si evidenzia quando si cercano di frenare alcuni articoli, per esempio la missione delle donne alla magistratura, che già viene riconosciuta nella Costituzione, no? Le donne possono accedere a tutti i livelli, sarà approvata solo nel 1963, anche qua grazie a una grande alleanza tra le donne ma anche con gli uomini, non solo donne. E questo come dire, è questo quello che lei dice, che risponde a questo deputato, no? I quali dice, cioè gli uomini non vogliono essere giudicati dalle donne, questo è, no? Le donne non vogliono essere giudicate. E signorina, lei vuole ammettere le donne alla magistratura, ma sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? Pensate il pregiudizio ancora, no? Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica. E lei cosa risponde? Sempre ironiche loro, no? Rispondono sempre con ironia. Ma so che molti uomini come lei non ragionano tutti i giorni del mese. Cioè... È bellissima. E questo l'ho messo perché lei scrive questo appello ai giovani. Insomma, mi sembrava un giusto tributo. Voi siete il nostro futuro, cercate di assomigliarci, ma di essere meglio di noi. Cercate di fare quello che noi non siamo riusciti a fare. Un'Italia fondata veramente sulla giustizia e sulla libertà. E io ci aggiungerei sulla pace. Grazie a Maria Teresa. Se mi fa molta impressione leggere quella data 1963, io ho fatto la magistrata per tanti anni. Quando io sono nata, nel 1959, e non 1000 anni fa, 67 anni fa, le donne non potevano entrare in magistratura. E quando sono entrata anch'io, quando mi chiamavano la sera i carabinieri, ogni volta mi chiedevano di passare mio marito e dovevo dire no, sono io il giudice. Vabbè. Questa è una battuta. Bene, allora il nostro incontro è concluso. Io ringrazio tantissimo. Chiamerei qui gli studenti che hanno parlato, così facciamo una foto.